Ah, eccoci qua. Altra riunione di condominio. Speriamo che questa qui sia un po' più tranquilla. Ah, signora Bettina. Signora Bettina, buongiorno. Amministrato, scusate, io non vi avevo accecato pronto. Visto, no? Accecato. Babbo, visto, accecato, sembra che siete avvenuti pure voi o per la riunione del condomino? È ovvio, io sono l'amministratore. Giusto, voi avete studiato. E che c'entra? Piuttosto, signora Betty, ma sta avvenendo anche vostro marito? Come no? Che il bagno non sa mi la giacchetta. Ah, ho capito, chi sa, mi sa la giacca. E voi siete venuti comando, sì, ne? Ma voi non potete capire perché avete studiato. A forza questo fatto. Scusate, ma voi dite che siete amministratore? No, sono amministratore. Siete amministratore. Portate la giacchetta. Io sono casalingo e porto comando sì. Vabbè, lasciamo stare, Comunque, signor Betty, quando viene vostro marito, cercate di non farlo parlare in riunione, capite? Con quella lingua. Ah, eccolo. Buonasera. Buonasera. Lupus in fabula. Vuoi fare pappi e capì? L'amministratore abbiate poi lupo in favola. Ma no, quale lupo? Questo è latino. Uè, mio marito sarà pure cagagno. Ma latrina no. Anzi, non ci parlo intellettuale, ma spingere a conferenza, ma spingere. Vabbè, lasciamo stare, entriamo, dai, entriamo. Signori condomini, inquilini e proprietari, buonasera. Come ogni mese ci riuniamo qui per discutere i problemi condominiali. E mi raccomando di essere calmi e civili, visto il poco accordo che c'è fra di voi. Allora, quindi, chi è il primo ad esporre il primo problema? Chi è il primo a parlare? Io. Ah, lei? Sì, dica. No, Peppi, non dare. Io ho già parlato. Io ho già usato in due trattori. Gesù, allora cosa ne Io ho già dicevo, ho fatto Don Arturo. Come sei? Signori muratore, piastrellari e imbianchi. Raputo cantiere, raputo. Sì, signor amministratore, proprietari e inquilini. Io vado a villeggiare a fratto cucurbuto. Gesù, allora. Vi voglio citare un fatto che è accaduto. Mamma, mannaggia Oh, figlio cagnolo che succede da Mondrao. Ma non è che tu da fare? Il figlio della signora Colucci me ne è testimone. E che schifezze lì? I tengo là Don Arturo. E che ne ha fatto? I cellaggi con Arturo. Don Arturo, voi dovete morire. Non mi parlate pure cavo. Voi là dovete finire. I figli là. La pianta può schiattare pure. La dovete finire e racco e pianta. Voi portate i pacca a pace. E portatela a Natale. Portate l'acqua a pace. Sta sull'anno la camisa, sta sulla. Mujer mi tiene palla su. Mujer mi tiene i panna sotto. È per questo che sono deluso. Io volevo decidere. E oggi fatto i fagioli. Con questo concludo e che sto volevo dire. Grazie. Betty. Come mi sono spiegata? Come Emilio Fino. Nadia.